Eder. Mech. Pallister. Alessandro Venier è stato ucciso nella sua casa di Gemona del Friuli nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Baca, in una dinamica che si è rivelata ancora più agghiacciante mano a mano che sono emersi i dettagli. Nel centro della scena ci sono la madre Lorena Venier, 61 anni infermiera, e la compagna di Alessandro, Maylin Castro Monsalvo, trentenne di origini colombiane, entrambe arrestate per omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Secondo quanto ricostruito grazie alle confessioni, l'omicidio è stato il frutto di una lunga escalation di tensioni e pressioni psicologiche all'interno della famiglia. Lorena ha raccontato che la compagna di Alessandro le avrebbe chiesto, per mesi, di liberarla dal figlio, perché si sentiva perseguitata e in pericolo, esasperata da episodi di violenza, minacce e un clima sempre più insostenibile. La paura che Alessandro potesse portare lei e la bambina di pochi mesi in Colombia contro la sua volontà avrebbe dato il via alla pianificazione. La notte del delitto le due donne hanno agito insieme. Lorena ha sciolto una dose massiccia di sonnifero nella limonata e gliel'ha offerta, ma l'effetto non è stato quello sperato. Alessandro non si è addormentato del tutto, ma è rimasto stordito, presente a tratti, lucido e poi assopito. A quel punto la madre è passata al secondo piano. Ha estratto 2 fiale di insulina, portate a casa apposta dal suo lavoro in ospedale, e gliel'ha iniettata. Anche questa volta, però, Alessandro non è morto subito. Ha avuto una lunga agonia, durata ore, dal primo tentativo fino alle 23 circa, in uno stato di semi-incoscienza. Vedendo che la situazione non si sbloccava, le due donne hanno tentato di soffocarlo con un cuscino, ma neanche questo è bastato. È stato a quel punto che, secondo la confessione, Maylin ha preso l'iniziativa, ha afferrato dei lacci da scarpe e ha stretto al collo di Alessandro fino a strangolarlo. Solo allora la madre e la compagna si sono rese conto che il ragazzo era morto. Il mattino dopo è partita la seconda fase del piano. Lorena si è occupata di sezionare il cadavere con un seghetto, dividendolo in 3 parti, perché il corpo non sarebbe mai entrato intero nel grande bidone in cui volevano occultarlo. Ha steso un lenzuolo per non sporcare il pavimento, ha lavorato da sola, mentre Maylin teneva la bambina. I pezzi del corpo sono stati riposti nel bidone cosparsi di calce viva, comprata giorni prima su internet per accelerare la decomposizione e mascherare gli odori. Nei giorni successivi, Lorena e Maylin hanno vissuto in casa con la bambina e i resti di Alessandro. Il bidone era stato spostato in garage, ma il piano prevedeva di portare poco alla volta i sacchi in montagna per disperderli. Nessuno dei vicini si è accorto di nulla. Le due donne hanno continuato a condurre una vita apparentemente normale, uscendo di casa e tornando, aspettando il momento giusto per far sparire il cadavere. Tuttavia, qualcosa si è incrinato. Maylin, in preda ai sensi di colpa, ha avuto un crollo psicologico. Il 31 luglio ha chiamato il 112, confessando tutto ai carabinieri e accusando la suocera. Durante la telefonata, Lorena era presente e ha tentato di impedirle di parlare, ma le forze dell'ordine hanno raggiunto subito la casa e trovato la situazione descritta. Bidone in garage, resti umani ricoperti di calce e nessuna traccia di sangue in casa, che era stata pulita a fondo. Dopo l'arresto, davanti al jeep, entrambe hanno dato la loro versione. Lorena si è assunta la responsabilità della fase esecutiva, dichiarando di aver pianificato tutto per mesi, spinta dalle richieste insistenti di Maylin e dal timore che il figlio potesse essere pericoloso. Maylin, invece, ha fornito una ricostruzione più confusa e, su consiglio dei suoi legali, si è in gran parte avvalsa della facoltà di non rispondere. Sulle braccia di Maylin sono stati notati lividi compatibili con una colluttazione con la suocera, avvenuta la mattina stessa della chiamata al 112. Il movente resta al centro dell'inchiesta. Da un lato c'è il tema delle presunte violenze domestiche e delle pressioni psicologiche che avrebbero reso insostenibile la convivenza. Dall'altro, il terrore di Maylin di essere costretta a lasciare l'Italia e perdere ogni tutela sulla figlia. Secondo i racconti emersi, Maylin era da tempo in uno stato di forte fragilità psicologica, seguita per depressione postpartum. La bambina è stata affidata ai servizi sociali e ora vive con dei parenti. Lorena si trova in carcere a Trieste, mentre Maylin, in ragione della maternità, è in una struttura protetta. È attesa una perizia psichiatrica su entrambe, richiesta dalla difesa. Sul corpo di Alessandro è stata disposta l'autopsia.
che dovrà stabilire con certezza quale delle azioni compiute abbia provocato la morte e in che sequenza, se per effetto combinato di sonniferi, insulina e soffocamento o solo per strangolamento. Le indagini sono tuttora in corso, con nuovi accertamenti sui cellulari, sugli acquisti di farmaci e calce, sulle chat tra le due donne e i parenti. Resta da chiarire chi tra madre e compagna abbia avuto l'iniziativa dominante, se sia stato davvero un gesto disperato o il culmine di un lungo progetto premeditato. Gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi anche sul fronte delle eventuali responsabilità per la mancata tutela della vittima nei mesi precedenti. La comunità di Gemona intanto resta sconvolta. Molti conoscevano Alessandro per la sua passione per i residuati bellici, i piccoli lavoretti e una personalità considerata difficile ma non violenta, almeno secondo alcuni conoscenti. Nessuno però immaginava che la tensione familiare potesse sfociare in una tragedia simile, dove la freddezza e la meticolosità dell'occultamento fanno pensare a una disperazione spinta ben oltre il limite. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.